Ciao ragazzi, siamo Piazza da Porto a Sanremo, che è la piazza della stazione, ma non c'è la stazione. Qui il vecchio binario è diventato la pista ciclabile dei Fiori, una pista ciclabile di 20 km. Andiamo a scoprirla. Mi chiamo Olivier, sono belga, amo la bicicletta, viaggiare e l'Italia. Così quest'anno ho deciso di seguire le tappe del Giro per scoprire il bel paese. On y va! Sanremo, tradizionale meta di villeggiatura della Belle Époque, famosa per i suoi grandi alberghi, le spiagge e il casino, ha saputo ripensare ad un nuovo modello di turismo, insieme alle vicine città del Ponente Ligure. Nel 2001 ha inaugurato la nuova stazione ferroviaria interrata per circa mezzo chilometro all'interno della montagna. Questo avveniristico progetto realizzato in collaborazione con Ferrovie dello Stato ha permesso di liberare lo spazio dei binari della vecchia stazione che occupavano il lungomare della città e della riviera. È nata così una pista ciclabile attrezzata che dal 2008 è cresciuta fino a circa 20 km e oltre e permette oggi lo sviluppo di un turismo ciclistico sportivo e familiare di grande impatto. Insieme al turismo, il florovivaismo è tradizionalmente uno dei settori portanti dell'economia del Ponente Ligure. Il ranuncolo è il mio fiore preferito. Sei stato fortunato perché qua i ranuncoli vengono prodotti principalmente durante l'inverno e la primavera. Queste sono le ultime fioriture. È un fiore che è nato, cresciuto, sviluppato in provincia di Imperia e siamo molto contenti perché riusciamo a farlo conoscere in tutto il mondo. Mi puoi dire perché Sanremo è la capitale dei fiori? Abbiamo cominciato a coltivare fiori nel 1860 perché le persone che venivano in vacanza già nella Belle Époque poi si volevano portare a casa un po' dei colori della riviera. Noi qua abbiamo un clima che ci consente di coltivare fiori anche d'inverno e in primavera e abbiamo mantenuto questa tradizione continuando a sviluppare nuove varietà e nuovi prodotti e siamo molto orgogliosi di riuscire a farlo bene. Per fare crescere ulteriormente l'economia del territorio è nato il distretto floro-vivaistico della Liguria, che riunisce insieme tutte le categorie della filiera produttiva, dai coltivatori di fiori e fronde agli enti di ricerca, agli ibridatori, la nuova frontiera di un mercato sempre più globale. Le Langhe si trovano nella parte meridionale del Piemonte. Il nome significa lingue di terra e si riferisce alla forma delle sue colline allungate e tra loro parallele. Buongiorno Olivier, benvenuto nelle Langhe. Grazie, guarda, ho visto un bel paesaggio lì, tanti vigneti. Immagino che sia un territorio un po' particolare per il vino, no? È un territorio molto speciale proprio per queste valli e per la loro conformazione, quindi abbiamo un incrocio di correnti fresche, soprattutto durante l'estate, che arrivano dalle montagne, che si incrociano con le correnti che arrivano dal mare, che insomma è a 50 km, quindi arriva a influenzare molto il clima di queste zone, provoca una costante aerazione e queste brezze, questi venti che aiutano veramente tanto, soprattutto per portare via l'umidità, e tutto questo veramente crea grandi profumi, grandi strutture nei nostri vini. Qui parliamo di tanti vitigni diversi, parliamo di Dolcetto, parliamo di Barbera, parliamo di Nebbiolo, che insomma poi ci regala dei vini veramente importanti come il Barolo e il Barbaresco. Il cavallo di battaglia qui ad Ogliani è il Dolcetto e ovviamente ne siamo veramente molto, molto orgogliosi e cerchiamo insomma di farne crescere il nome più possibile. Un bel legno. Vedi, questo è rovere di Slavonia, quindi un legno molto resistente ma che permette appunto anche questa cessione aromatica di tannino, permette lo scambio di ossigeno e quindi l'evoluzione dei vini. Le Langhe sono un patrimonio dell'UNESCO dove
veramente ci si può divertire nel fare tante cose, quindi ci sono bellissimi borghi da vedere, storici, Alba con le sue 100 torri, ma anche piccoli paesi come Monforte, Barolo, La Morra, piuttosto che Neive o Barbaresco. E poi hai visto queste bellissime valli, queste bellissime colline. Assolutamente si cerca sempre di più di favorire e accogliere il cicloturismo, insomma il turismo sostenibile che ci piace veramente tanto. Le Langhe dunque, terra di vini e di noccioli, base della tradizione dolciaria del territorio, e proprio i dolci ci portano a Cuneo. Se vista dall'alto, Cuneo racconta molto di sé. Ha pianta di origine romana, ha la forma di un vero e proprio cuneo appunto, che si insinua tra due fiumi ai piedi delle Alpi. E proprio l'acqua e i fiumi sono una parte importante di questa comunità, molto attenta ai temi della sostenibilità ambientale come della mobilità ciclistica. Benvenuto alla Casa del Fiume, un centro di educazione ambientale del Parco Fluviale Gesso Stura. È un progetto che è nato tanti anni fa, da volontà proprio della popolazione di Cuneo che voleva tutelare i fiumi, il torrente Gesso e il fiume Stura. È un progetto pedagogico perché si è voluto incentrare le prime attività del parco proprio sulle attività nei confronti dei bambini, sulla mobilità sostenibile con la realizzazione di piste ciclabili cittadine. Poi ci sono tutta una serie di progetti sul cicloturismo utilizzando le stradine di campagna, quindi la mobilità lenta, oppure per chi vuole si possono percorrere invece i grandi colli che sono stati anche oggetto di epopee del Giro d'Italia. Quello che mi aspetta nei prossimi giorni, mi sa. Esatto. Ti ringrazio. Grazie mille. È stato un piacere. Grazie a te e buona pedalata. Grazie. Ciao. Eccomi, finalmente arrivato a Cuneo. È stata una lunga tappa, ma ce l'ho fatta. E guardate un po' cosa ho trovato qui. Il cunese, che è il famoso dolce della città, che anche Hemingway mangiava su questa piazza. E ora tocca a me. Nella prossima puntata, Torino, città di cultura e turismo.